da qualche giorno abbiamo visto dei movimenti anomali su una parte di questa, ieri in modo particolare. La storica frana di Tessina in Alpago, nel comune di Chiesa, torna a far paura. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore, sono stati registrati movimenti che preoccupano e per questo stamane è stato fatto un sopralluogo degli esperti del CNR e del Genio Civile. Per verificare cosa sta succedendo di preciso e quali possono essere gli interventi di mitigazione del rischio. La frana di Tessina, con i suoi milioni di metri cubi di fango, inizia a muoversi negli anni 60, poi a cavallo tra la fine degli anni 90 e inizio 2000 che si fa più pericolosa, rendendo necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni. A metà anni 90 ci sono stati degli eventi molto importanti che sono stati arginati in maniera considerevole con degli interventi della regione di drenaggio. Sono 9.476 le frane monitorate in Veneto, oltre a questa di Tessina sotto la lente di ingrandimento, tra gli altri fenomeni di Cancia, Perarolo, Acquabona. Sappiamo che in montagna c'è la presenza di questi eventi e quindi è necessario fare di tutto per garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, mitigando il rischio che può essere connesso a questi eventi.